Dopo l'ondata di furti che ha colpito il suo paese, lo aveva promesso e l'ha fatto il sindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro. Ha pubblicato il video delle telecamere di sorveglianza che ritraggono dei ladri in azione. Il video si riferisce alla notte tra lunedì e martedì, verso mezzanotte. Sono tre predoni, dice il sindaco, che avevano svaligiato anche case a Pianiga e Rivale. In entrambi i casi l'illuminazione pubblica era accesa, sottolinea. Qualche giorno fa, infatti, la polemica per lo spegnimento anticipato delle luci comunali, a cui il sindaco rispondeva così ai nostri microfoni. Le luci non sono un deterrente e di fatto non influenzano l'attività criminale, perché dove le luci sono accese i ladri stanno continuando ad intervenire. Ricordo che le luci sono accese fino a tarda notte e comunque abbiamo mantenuto una fascia ampia anche rispetto ad altri comuni che le spengono molto prima. Però i ladri non hanno nessun timore, intervengono alle 10 di sera, alle 9:30, quando addirittura è anche quasi chiaro ancora, perché sappiamo che nel periodo estivo la luce naturale arriva fino a tarda ora. E dove invece le luci gli disturbano, come facevano negli anni scorsi, vanno a rompere i lampioni e quindi si creano in quelle situazioni che gli servono delle zone d'ombra. Ladri sfrontati e senza paura che stanno colpendo la zona di Vigonza, nonostante le forze di polizia locale siano state schierate a pattugliare le strade comunali anche la notte. Queste bande organizzate non hanno timore veramente di nulla, conclude Boscaro nel suo post.